Abbiamo qualcuno in linea immediatamente, proprio quasi ad inizio trasmissione possiamo dire. Buongiorno, che abbiamo in linea. Signora, buongiorno, Nunzia. Beh sì, da questa sua vocina così soave. Perché molti mi scambiano con Mallicaiana. Sì, esatto, sì. Ma io ci credo, signora. Perché... Questo momento, scusi, grazie, ho fatto deluenti. Sì, ma per fare che? Ma per fare cosa, signora? Ma me la vanno un anno. Ma come? Oggi Con la è giornata da lavaggio da un anno. Ma la volete smettere? Allora, perché un anno vuoi vedere la festa di carnevale di San Giorgio che abbiamo organizzato noi, no? Abbiamo fatto i carri, sì. C'era un carro da Munnizza. No, signora. Tanto che ci vuole? Ignazio, se non chiaravo a mestieri, lo sai quando la rubavo Munnizza, che è tutta strada, voglia. Dicevo un carro da Munnizza. E per una volta nella vita non ha commesso un reato, anzi applausi sicuramente. Lo sapevi, ce ne sono magari una mano. Anche una mano ce l'ho data. Certo. E poi abbiamo fatto un altro carro, 2 carri sole, che non da Munnizza e poi un carro invece di cose da mangiare, no? Un anno dici voglio partecipare magari io. Dicevo partecipare, Ignazio dice che io vestiamo da cotoletta. Come da cotoletta? Praticamente tu buttavo un Vinaville e poi lo sciocavo una rina alla playa, no? Ma poverino! Un barato alla playa, proprio tutto un barato lì. Per lavarlo ci vuole il deluente, no? Ma scusi, ma fatelo con un po' di acqua tiepida e una spugnetta, fate così delle leggere toccature. Ma dicendo, un anno che è tutto rughi, sì. Se ci infaccavo tutto in dei genaki, era camorrie. Ma per lavarlo, se io tocca la paletta che era di pittura, ma no! Da ma sì, mi dica che state scherzando, mi dica che state scherzando. Scusa un attimo, Ignazio! A 12 no, bombolone, a 12. Bombolone per fare cosa, scusi? C'è una guarare messa sopra, allora dopo che mettiamo con diluenti. Mangiate, pranzate. No, mettiamo a modo con l'acqua calda. No! Io la stavo da 2 anni. Ma signora, ma il nonno, lei sta divulgando attraverso la radio degli evidenti segni di violenza sugli anziani. Ma signora, ma lo avete prima appanato. Ma attaccare i cristiani, ma signora, ma lo ha appanato alla playa, ma dico. Ma deve essere su cotoletta, scusi. Ma sì, ma lo ha cosparso di colla, ma allora si rende conto? Io che lo vestevamo di callozzo di sesizza? Vabbè, dipende da come dovevate fare, scusi. Cioè, mettere tutto il cielo fanno un gol, se mi avevo occupato. No, signora! Non è che abbiamo un budello di sesizia così grande, capisci? Beh, allora pensandoci bene. Che fa, lo vestevamo di cannellone? E come avreste fatto in quel caso? E appunto, se vuoi mettere tutto un ragù, cosa, non è il caso, non hanno un'altra cosa allergico. Vabbè. La cotoletta, no? Tutto barato. Vada per la cotoletta. Poi noi un anno volevamo bene, non che lei porta questi palloni avanti, perché noi lo vogliamo bene. L'acqua calda 2 giorni. Noi deve campare fino a 150 anni, che è l'unico che porta sotto la casa. È bello, sì. Ma che c'entra? È bello, stavo per dire, l'affetto che lega voi al vostro, ma che c'entra? Vabbè, va. Grazie, portami la bruscia, la bruscia. La bruscia, la pennellessa, ma per fare cosa? La bruscia si chiama. Ma per fare che, scusi? Che lo dobbiamo spennellare tutto con deluenda, l'ha caputo renda allora lei. Sì, ma io l'ho capito, signora, ma così io pensavo delle toccature così, tipo col cotton fioc di... Guarda, se non lasciamo con sta rina, tempo passa sta rina diventa povera, nivola, poi una scultura di quelle di Pesalave che viene una lettera, no? Beh, c'è anche questo rischio. Anche perché se poi indurisce troppo, un anno poi non potevamo ammogliare il chiodo, capisci? Quando mettiamo da lava. Ho capito. Scusa un attimo, aiuto da questo deluente, sì, vabbè, insomma, signora. Che fa? Può passare oggi pomeriggio, ci dà una mano? Ma no, signora, guardi. Per esempio uno che c'ha la gangianaglia. Ma assolutamente no, lungi da me fare cose del genere, assolutamente no, signora. Cosa ho detto, scusi? Ho detto... No, l'ugna ci pensa, cosa ci pensa, Ignazio? Ma che c'entra, signora? L'ugna lei non ce l'ha toccata, ma che c'è? Ma perché avete lei ha detto l'ugna da me? No, ho detto, signora, che non ho alcuna intenzione di passare da voi a operare su queste tenaglie che ha detto, come si chiama, queste cinaglie. Ginagli, sì, vabbè, le parti indenne fra la coscia e il lingue, ma operi lei sul nonno, su queste parti intime interne, operi lei. No, ma signora, ma quando mai? Ma perché deve rubarmi la macchina, signora? Ma che c'entra? Cioè, io non vedo adesso il nesso tra il fatto che non venga a darmi una mano e voi che mi rubiate la macchina. Io sono democratica, la faccio scegliere. Che cosa preferisce? Che ci rubiamo la macchina o una succhiata di coppa? Che cosa preferisci? Penso meglio mi rubate la macchina. Anche perché chi è la macchina?
Come ne ha parlato il signor Castiglia, chi è la macchina? Lo so, signora la conosce, giusto? Lo so, beh, insomma, devo effettivamente lasciare l'acqua e caura. Ma signora, ascolti, ma lasci stare. Calici, 44 kg di bicarbonato. Ma che c'entra? Ma fa male, signora! Ma fa male, viene Pedro Mobbo. Ma che c'entra? Signora, la prego, desista da questa vostra, da questo vostro intento. Ma non finiremo da poliziare un anno, lei vedrà che telefona la Linez per farci fare la pubblicità dei pannolini, che ci viene un culo bello pulito. Ma signora, ma come un bicchiere rosso di 2 mesi. Ma la prego, signora. Avanti, mettiamo la moto, scusa, devo lasciare. Buon lavoro, buon lavoro. Nanno, non ti rigidire, Nanno, stai 1